Ben ritrovati dunque gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, continua l'informazione su Video Regione 1 con la voce del Friuli, spazio dunque all'approfondimento, ho dovuto trovarci in studio il sindaco di Forni di Sotto Marco Lenna per fare un po' il punto della situazione in merito a quello che è accaduto a fine ottobre con questa violenta ondata di maltempo che ha lasciato ai noi il segno nel territorio della Carnia. Allora, signor Sindaco, innanzitutto come sta andando dalle sue parti e che interventi innanzitutto avete fatto? Beh, allora, diciamo che l'operosità delle persone della Carnia si è fatta sentire. Già nelle 24 ore successive al disastro il paese era tutto in movimento per ritornare alla normalità e oggettivamente lo è tornato. Primi provvedimenti, un'ordinanza d'urgenza temporanea diciamo è immediata, è stata quella di rimettere in sicurezza la 52 Carnica e le strade secondarie di accesso, perché piante pericolanti e diciamo anche l'invasione del bosco senza un controllo è stata una fonte di danno incredibile con questo brutto tempo. Stiamo operando per metterla in sicurezza, la stagione invernale per fortuna non l'abbiamo persa, siamo al 97% di prenotamenti, quindi diciamo stiamo preservando la stagione invernale, Certo. anzi venite a trovarci in Carnia il più possibile che ne abbiamo bisogno. Chiaramente poi anche è una zona importante a livello sciistico, ricordiamo anche Forni di Sopra, che insomma è il comune vicino al vostro, dove il comune cugino, dove insomma c'è un po' di collaborazione, poi Ampezzo e via dicendo. Quello che abbiamo visto subito, signor Sindaco, questa è la realtà dei fatti, no? Mentre è brutto a dirlo, mentre magari in altre parti d'Italia la gente aspetta le telecamere per piangere, far vedere il disastro, farsi magari anche i selfie, in Carnia si è subito operato sin dal primo minuto in cui è scattata l'emergenza. Beh, noi nel giro di 24 ore avevamo ripristinato 7 km di viabilità, ringhiaiato le strade, rimesso in argine i fiumi. Diciamo che c'è quel famoso hashtag che sta girando, Fasin di Bessoi, è veramente lo spirito nostro. Non siamo un popolo che ci piange addosso, è un popolo che vede cosa è successo, si rimbocca le maniche e costruisce e va avanti. Bisogna essere operativi, bisogna essere attenti, bisogna essere precisi, non sprecare il denaro pubblico, ma soprattutto ho cercato di imporre un'altra filosofia, che anche nel momento della disgrazia più totale, nel momento del dramma in cui abbiamo migliaia di schianti di legname, la mia filosofia dall'inizio è stata di dire rete di impresa dei boschi dell'Alta Valle a Tagliamento, che si è costituita col PSR, 8 imprese di estrazione boschiva, 4 segherie, voi avete il compito di ripristinare e mettere in sicurezza il territorio. Non vogliamo soldi da voi, vi gestite col legname che avete asportato e nell'eventualità voi non siete in grado di fare questo, sarete voi a chiamare in subappalto austriaci, bavaresi, rumeni e bulgari, ma dobbiamo far capire che nel nostro territorio in un momento di difficoltà siamo noi a comandare, non gli altri. E questa possiamo dire insomma è un'applicazione della famosa devolution, l'autonomia, usiamo un gergo più capibile anche per i nostri telespettatori, dove praticamente senza aspettare si fa subito, e queste magari sono realtà, ecco perché ho chiamato il sindaco di Forni di Sotto in studio, proprio per capire e conoscere quello che accade, perché molto spesso si sentono i comunicati stampa, se li leggono, se li vedono, ma poi realmente quello che accade sul territorio non lo sappiamo. Lo sappiamo magari tramite i sindaci che ce lo raccontano proprio in presa diretta. Sì, noi siamo un po' meno, diciamo, telegenici, appariamo di meno, cerchiamo di comunicare sui social. È stato un po', a mio avviso, anche uno scandalo che le emittenti nazionali di questo non abbiano parlato, poi quando c'è stato il brutto tempo magari in altre parti d'Italia subito sono stati con le telecamere lì presenti. E allora io, visto che sono direttore di un'emittente televisiva, dico ai politici, anziché continuare a rompere le scatole perché Mamma Rai non fa servizio pubblico, ricordatevi che ci sono le TV locali che rispetto a Mamma Rai ognuno in base alle sue esigenze riesce a dare informazione diretta sul territorio. Ecco, allora non rompete sempre le scatole con questa storia del friulano eccetera che non va in Rai, ricordatevi che ci siamo anche noi e forse lavoriamo meglio. Diciamo che una delle peculiarità nostre è anche il fatto di avere realtà piccole o medie come sono queste emittenti che possono divulgare, dare un servizio e divulgare informazioni sul territorio in maniera puntuale e precisa. E questo è un bene, anzi vanno sostenute dal mio punto di vista.
E poi oggettivamente forse paghiamo il fatto anche di essere un popolo che non si piange addosso. Lavoriamo in maniera Non facciamo seria, notizia, ecco, non non facciamo facciamo notizia. notizia e mi lasci passare anche il termine, non siamo anche a fare slogan di propaganda come dice qualche ministro, lavoriamo a pancia bassa. No, noi il giorno dopo siamo con le maniche su, ci rimboccati, dal sindaco al vice sindaco all'assessore all'ultima persona del paese a raccogliere le foglie, a sistemare, a mettere a posto e a rendere presentabile il paese. Dopo le 24 ore entravi dentro a Forni di Sotto, dove oggettivamente non ti sembrava fosse successo nulla. Vero, vero, confermo. Io ho fatto giro a Ravascletto il 1° novembre, mi sono giunte le foto di questa frana all'interno di Ravascletto, il giorno dopo ero su, era completamente tutto pulito, ecco. E E questa è la quindi dimostrazione reale che se qui si fa squadra, qui si lavora, si fa chilometro zero, ma si produce e si fa anche olio di gomito. ma assolutamente sì, e poi dobbiamo capire, dobbiamo fare un passo anche ulteriore. Io ho vissuto il cambio di due amministrazioni regionali. Eh, Dobbiamo pensare alla montagna come un sistema puntiforme. Questo sistema puntiforme va mantenuto. Se noi continuiamo a pensare ad accentrare tutta una serie di risorse nei comuni più grandi, perdiamo gli avamposti di montagna. Perdendo l'avamposto di montagna, piano piano la pianura ne risentirà e l'argine quando si rompe in cima arriva allo tsunami in fondo Beh, chiaro. e quindi diventa un disastro. Senta, signor Sindaco, abbiamo parlato in apertura, lei l'ha sottolineato, stagione turistica invernale salva per quanto riguarda l'area di Forni di Sotto. Che offerta dà Forni di Sotto ai suoi turisti in Allora, visita? la formula che ha preso piede e sta avendo il suo massimo ampiezza è l'albergo diffuso. L'albergo diffuso è uno strumento che ti permette di vivere la realtà del paese e soprattutto vivere il paese, vivere le sue abitudini, i suoi momenti, le sue bellezze. Cosa posso dirvi? Le ciaspolate, stupende, magari all'imbrunire o le prime luci dell'alba. Da poco sono arrivati su dei signori che organizzano gare di slide dog di Trieste con un allevamento, hanno fatto le prove e l'hanno reputata una strada magnifica, la risalita con gli sci d'alpinismo, poi i cugini di Forni di Sopra che sono veramente a un tiro di schioppo ci permettono di utilizzare le piste da discesa e poi il panorama incontaminato delle Dolomiti con i suoi colori al mattino, la sera, l'imbrunire e poi rilassarsi nel centro benessere del comune che ti accoglie con tutta la sua ospitalità, la sua voglia di rilassarsi e star bene Dunque dentro, avete un insomma. centro benessere comunale? Eh sì, abbiamo un centro benessere comunale a servizio dell'albergo diffuso Mhm. e degli ospiti esterni all'albergo diffuso, con una bravissima operatrice per mettersi un po' in forma e rilassarsi anche con massaggi e cure estetiche. E poi la cosa più bella è forse anche, fammi passare lo slogan, il fatto che con questa tragedia che c'è stata, rivedendo quello che è stato, forse quando ti avvicini a questo territorio li rivivi un po' con le sensazioni dei bambini, cioè quelle sensazioni pure, no? Quei momenti di relax, di veramente staccare, dire guarda cosa è successo e come si sta bene. E quindi non sempre essere presi dalla frenesia, vado in vacanza, voglio Certo. divertirmi, devo divertirmi per forza, no, è un momento veramente in cui fai un contatto natura, persone del paese, e mangiare bene e star Chiaro, bene. e soprattutto la famosa scoperta del territorio a chilometro zero. È Assolutamente. molto abusata, è un termine possiamo dire ormai commerciale, però quello è il modo per lanciare l'hashtag per attirare poi il cliente finale, no? E Perché poi, giriamocela quanto vogliamo, questa è la... poi oggettivamente penso che se tu ti fai una settimana di vacanza o massimo 15 giorni, tu non è che debba aver bisogno di necessità di centri commerciali, negozi, vi dicendo. Forse hai bisogno in quei momenti di tornare a trovare te stesso, cercare di rilassarti e magari perché no, affidarti alla lettura di un libro che oggigiorno è sempre più messo da parte, quindi riprendiamo in Chiaro. mano anche la carta e torniamo a leggere, a respirare la natura, a vedere le cose come sono, forse ci aiuta parecchio. Bene, io ringrazio Marco Lenna per la Grazie a voi. partecipazione, insomma, diciamolo subito, viva la Carnia, viva il Friuli, non è un termine tanto per dire le cose, è la realtà dei fatti, è stato dimostrato, insomma, senza tanti giri di parole, che se l'emergenza arriva, se la natura si ribella,
comunque vada si è pronti a intervenire, questa è la cosa importante, proprio per la dimostrazione, il carattere, ancora una volta quello famoso spirito friulano che nel 76 ebbe il suo apice, no? Il suo mondo operandis di farci conoscere fuori dai confini dello stesso territorio nazionale. Qualcuno poi capì che il Friuli non solo era in Jugoslavia, ma a Mestre certe volte non si cambia. Io ringrazio ancora Marco Lena, seguiremo insomma comunque la vicenda, ci auguriamo insomma che tutto vada e proceda secondo il diktat naturale. Grazie a voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto, noi torniamo come sempre, stessa rete, stessa ora, Mandi e alla prossima. Arrivederci.